Palladium Museum oggi protagonista a Viaggiando Viaggiando. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Siamo ancora alla Vicenza, alla scoperta dei luoghi più belli vicino a casa nostra. Ci sembrava doveroso dedicare una puntata al nuovissimo Palladium Museum. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Scatters and the seabird sings. So why should we fear what travel brings? Iniziamo anche quest'oggi questo nostro viaggio. Al mio fianco Guido Beltrami, direttore del CISA. Innanzitutto spieghiamo ai nostri telespettatori cos'è il CISA. Il CISA è un istituto di ricerca nato nel 1958 per studiare Palladio, con una caratteristica: essere un punto di riferimento per gli studiosi di tutto il mondo, tanto è vero che il suo presidente è sempre stato un grande studioso straniero, André Chastel, Wolfgang Lotz tedesco, Chastel era francese, e attualmente Howard Burns, il grande specialista internazionale di Palladio. Quest'anno è un anno molto particolare perché finalmente a Vicenza è stato inaugurato qualche mese fa il Palladium Museum. Era da molti anni che lavoravamo nella costruzione di questo Palladium Museum. Il nostro centro palladiano resta un istituto di ricerca di eccellenza, ma quello che volevamo fare era trovare il modo di raccontare gli studi che facevamo, di valorizzare Palladio attraverso qualcosa di concreto che ci consentisse di parlare con la gente comune, non come abbiamo fatto nel passato, temporaneamente con delle grandi mostre, ma in forma permanente. È nata così l'idea di creare un baricentro per tutti gli appassionati di Palladio, un luogo fisico, il Palladium Museum, dove poter venire, conoscere Palladio e cominciare un viaggio alla sua scoperta nel territorio del Veneto. Vogliamo ricordare il palazzo che ospita questo museo permanente? Naturalmente l'opera originale più importante del Palladium Museum è il palazzo stesso che lo contiene, è il Palazzo Barbarano. Il committente si chiamava Montano Barbarano e va in rovina per costruire questo palazzo. Quando muore i figli subito vendono il palazzo per cercare di recuperare un po' di soldi, perché naturalmente una casa del genere, una casa così straordinaria, era costata moltissimo. Ma perché lo fa? Palladio è un uomo colto e riesce a convincere altri uomini colti come Montano a scommettere insieme su una rinascita di Vicenza attraverso l'architettura. Una città che era una città gotica, trasformarla in una capitale dell'architettura. E devo dire, in questa scelta c'era anche un po' di competizione con i veneziani. Il linguaggio di Venezia è il gotico e Venezia e Vicenza, che voleva differenziarsi da Venezia, sceglie invece il linguaggio del rivale storico di Venezia, cioè Roma, la grande Roma antica. Iniziamo la visita alla scoperta di questo museo. Tra l'altro mi diceva poc'anzi, direttore, che è un museo da pochissimo inaugurato. Sì, inaugurato il 4 di ottobre di quest'anno. Allora, la prima impressione che lascia questo museo è una struttura molto multimediale. È molto difficile raccontare l'architettura in un museo, perché naturalmente l'architettura è fuori dal museo. Il vero museo palladiano è il centro della città e le campagne intorno a Vicenza e nel Veneto, dove sono posizionate le grandi ville. Quindi come si può raccontare qualcosa che non puoi racchiudere? Lo puoi fare attraverso oggetti antichi come i nostri bellissimi modelli di legno realizzati da Renato Cevese nel 1973, ma anche usando delle tecnologie nuove per raccontare come viene studiato Palladio, chi sono i protagonisti della sua scoperta. Per questa ragione nel museo, accanto ai modelli, accanto ai disegni originali, accanto a molte altre cose, ci sono degli apparati
che vi mostrano in faccia James Ackerman, Howard Burns, i grandi specialisti internazionali, e ci sono anche dei giochi come in questa sala che è dedicata ai 4 libri, alla grande fortuna di Palladio nel mondo, in cui abbiamo voluto allestire una specie di slot machine palladiana giocando su tutte le copie della rotonda che sono state fatte negli ultimi secoli. Sapete che di qualche anno fa una copia della rotonda a Nablus in Palestina, fatta da un grande personaggio un grande palestinese, Abu al-Masri. Un grande artista, un grande architetto che ha portato l'Italia un po' in tutto il mondo. Il 6 dicembre del 2010 il Congresso degli Stati Uniti ha dichiarato Palladio padre dell'architettura americana, con una dichiarazione che ci ha francamente riempito di orgoglio. La settimana scorsa New York Times ha dedicato 2 pagine a questo nuovo museo vicentino, e sempre ci stupiamo del fatto che a New York pensino che sia una notizia che a Vicenza si apre un museo. Non è certo per merito nostro, ma per merito di Palladio. La Casa Bianca a Washington è una villa palladiana. E dovete pensare che il terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, che ha scritto sulla sua copia dei 4 libri di Palladio "Questa è la Bibbia", "This is the Bible", e la nuova nazione americana, che era uscita dalla guerra contro l'Inghilterra, nel momento in cui doveva decidere che forma dovesse avere la casa del suo presidente, si era rifiutata di avere un castello francese o una casa Tudor inglese, ma aveva voluto un'architettura repubblicana, perché dobbiamo ricordare che la Repubblica Veneta era una repubblica in un'Europa di monarchie assolute, e quindi il nuovo popolo americano aveva deciso che la casa del suo presidente dovesse venire dalla terra delle libertà repubblicane, cioè dal Veneto, e Palladio era, come dire, il modello perfetto. Direttore, in questa sala protagonisti sono i materiali, perché si vuole raccontare un po' le origini del Palladio. Quella di Palladio è in qualche modo una vita misteriosa. Palladio comincia lavorando con le proprie mani a 13 anni in bottega. Palladio non viene da una biblioteca o da una bottega di un pittore. Palladio nasce in cantiere, lavorando con le proprie mani. È in grado benissimo di fare un capitello come questo, il grande capitello composito di Palazzo Valmarana. Palladio, sapete, nasce a Padova, comincia proprio a lavorare in una bottega padovana per poi spostarsi a Vicenza nel 1524. Abbiamo addirittura registrata la sua iscrizione al sindacato dei Tagliapietra. Ma il fatto di provenire dal cantiere è uno dei punti di forza di Palladio. Venendo dal cantiere, Palladio, ogni volta che ha una necessità espressiva, ogni volta che vuole realizzare qualcosa, ha sempre la competenza tecnica per poterlo fare. Vi faccio un esempio. Palladio voleva costruire degli edifici con le colonne, come quelle dei grandi templi antichi. Però le colonne di pietra erano costosissime. Si poteva realizzarle solo per un edificio pubblico, come la Basilica Palladiana, ma non per gli edifici privati. Come fare? Bene, Palladio inventa e brevetta dei mattoni particolari a forma di formaggino, triangolari, con cui, componendoli, si può ottenere il fusto della colonna. Quindi non più usare la pietra che era costosissima da estrarre, da trasportare, da tagliare, ma delle colonne di mattoni che però lui ha l'abilità di rivestire di un intonaco speciale che si chiama marmorino, che mischia la polvere di marmo all'intonaco e lisciandolo con dei ferri speciali sembra pietra. Quindi riesce a ottenere un'architettura low cost che ha l'immagine di un'architettura preziosa di marmo come quella antica, ma di fatto costa molto meno come l'architettura di mattoni.
La cosa bella di questo museo, direttore, l'abbiamo già accennato poc'anzi, è che proprio si entra in ogni sala e tramite un sistema multimediale viene raccontata stanza per stanza. Abbiamo parlato delle pietre, di questo brevetto particolare, di questi mattoni fatti a triangolo. Qui invece in questa parte si vuole raccontare l'utilizzo, il sapiente utilizzo delle pietre che appunto il Palladio da bravo scalpellino, mi corregga naturalmente se sbaglio, sapeva usare sapientemente, conoscendo proprio di prima persona le varie diversità delle varie pietre. Guardate, l'architettura di Palladio è un'architettura a chilometro zero e questo rende ancora più affascinante il fatto che poi Palladio abbia conquistato il mondo, nel senso che Palladio è abilissimo nell'usare i materiali della propria terra. La pietra è la pietra dei nostri colli, è la pietra che vive ancora oggi, ci sono diverse cave ancora in attività, la cosiddetta pietra di Vicenza, San Gottardo, usa per la basilica la pietra di Piovene, delle grandi cave oggi purtroppo esaurite, e solamente quando a Venezia usa la famosa pietra d'Istria, che viene dalle cave istriane. Ecco, Palladio ha una capacità particolarissima nel saper usare per ogni situazione una pietra diversa. Per gli interni preferisce la pietra di Vicenza, più morbida e duttile, per gli esterni naturalmente una pietra più resistente. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo per continuare la scoperta di questo museo. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, oggi alla scoperta del Palladio Museum nel cuore di Vicenza. Era ora veramente, direttore, un museo permanente dedicato a Palladio? Ma io penso che mancasse nel Veneto un baricentro per tutti coloro che vogliono conoscere Palladio, una vera e propria interfaccia fisica in cui i vostri amici che volessero cominciare a scoprire Palladio nel Veneto abbiano un luogo dove cominciare il proprio viaggio, capire chi è Palladio, dove ha costruito i suoi edifici, come si raggiungono, e questo è quello che abbiamo costruito qui innanzitutto, una vera e propria interfaccia per la valorizzazione di Palladio. Qui siamo in una stanza particolare dove si vuole un po' raccontare l'origine proprio della Vicenza palladiana. E questa la chiamiamo la stanza della seta, perché da aprile a ottobre in questa sala, in una teca, ci sono dei bachi da seta vivi che mangiano foglie di gelso e che fanno i bozzoli. Perché? Che senso ha avere i bachi da seta in un museo su Palladio? Bene, senza i bachi da seta Palladio non esisterebbe. Palladio, la Vicenza palladiana esiste grazie al fatto che le grandi famiglie nobili vicentine erano degli straordinari imprenditori e mercanti di seta. A Vicenza nel Cinquecento si produce e si commercia la miglior seta d'Europa. I bachi vengono allevati nelle ville e la seta viene filata nei mulini che ancora si vedono nelle mappe del fiume Bacchiglione della Vicenza di quel momento. È interessante perché il nord-est di oggi ha in qualche modo un precedente proprio nella Vicenza palladiana, solo che anziché chiamarsi Dainese, Marzotto o Rosso, Renzo Rosso, si chiamano Chiericati, Valmarana e Tiene. Però è molto importante questo, perché le grandi famiglie mandavano i loro figli ad aprire nuovi mercati. Li mandavano anche come ambasciatori o militari nelle grandi corti europee per capire come funzionava l'Europa. Ed è proprio questa dimensione cosmopolita, questa dimensione europea, che consente a queste famiglie vicentine di avere la visione per capire un'architettura rivoluzionaria come quella di Palladio. Oggi per noi Palladio è il classico, ma nella Vicenza medievale, nella Vicenza gotica prima di Palladio, questi grandi palazzi palladiani bianchi
dovevano fare le impressioni di astronavi atterrate nel tessuto della città. Pensate che il resto della Vicenza era di case a 2 piani, di mattoni, spesso decorate con intonaci colorati. Immaginate queste gigantesche astronavi bianche palladiane che atterrano nel cuore della città. Bene, com'è possibile che la classe dirigente locale avesse la visione per capire? E la visione viene proprio dal suo essere in Europa in quel momento, e anche di avere il denaro per farlo, perché naturalmente la seta, oltre a dare consentire la visione, dà anche, come dire, i guadagni, i proventi per costruire un'architettura completamente nuova. Direttore, in questa sala predominanti sono questi modelli, questi plastici che vogliono raccontare quelle che sono appunto le tantissime ville realizzate da Palladio. Sì, dovete immaginare che Palladio è famoso nel mondo soprattutto per le ville palladiane, che poi naturalmente nella realtà sono una ventina, 23, ma che vengono estese alle diverse migliaia di cui il Veneto è ricco. Palladio è l'architetto della villa anche perché Palladio inventa un nuovo sistema di sviluppo. Dopo la scoperta dell'America era chiaro che il Mediterraneo stava perdendo importanza e i veneziani capiscono che devono investire in agricoltura. Ma naturalmente il Veneto di quel momento non è il Veneto fertile di oggi, ma era un Veneto paludoso, selvaggio, e andava bonificato e reso fertile. Gli strumenti di questa trasformazione del Veneto sono le ville, che sono dei veri e propri nodi di una rete di strade, di canali fatti ex novo dalla Repubblica. Villa, ricordiamoci, per Palladio non è un luogo dove andare a villeggiare, a riposare. Villa per Palladio è un luogo di lavoro. Le ville palladiane sono soprattutto delle fabbriche, dei luoghi dove alla casa del padrone corrispondono le barchesse, cioè i grandi portici dove andavano ricoverati i carri, erano messe le stalle, gli strumenti agricoli. E la villa palladiana quindi è una macchina per l'agricoltura ed è queste fabbriche di allora che hanno trasformato il Veneto. Una lezione che abbiamo dimenticato. Oggi produciamo ricchezza e benessere distruggendo il territorio con dei capannoni che soffocano la bellezza del territorio veneto. Nel Cinquecento si produceva ricchezza e sviluppo in rispetto con il territorio. Questo mi sembra qualcosa che non dobbiamo dimenticare. Tra l'altro lei ha una specie di giochino. Sì, questo giochino lo ha inventato il più grande specialista del mondo di Palladio, Howard Burns, uno studioso inglese, il quale si è accorto che tutte le ville palladiane sono realizzate come un Lego, cioè usando delle stanze sempre uguali, aggregate in modo diverso, come dei mattoncini. E proprio questa facilità concettuale di Palladio, dare delle regole e consentirti di farti poi la tua villa palladiana, quella che è stato uno dei segreti del suo successo. L'architettura palladiana non è un'architettura collegata esclusivamente al genio dell'artista, ma è un'architettura di principi e di regole, trasmessi attraverso un libro, i 4 libri dell'architettura, che è una specie di, come dire, istruzioni all'architettura di Palladio. È stato proprio quel libro ad avere una straordinaria fortuna, a attraversare gli oceani e a diventare, come dire, far diventare Palladio un'icona multimediale e soprattutto, come dire, un'icona globale. But something good, oh something good, oh something good, oh something good tonight, make me forget about you for now.
purtroppo il tempo è tiranno, siamo anche oggi alle ultime battute, però questo naturalmente vuole essere solamente un invito a venire a visitare questo museo, specialmente in questo periodo secondo me invernale, venire alla scoperta del Palladio, conoscerlo per bene e poi magari andare proprio alla scoperta a visitare le vere ville. Prima di chiudere però vorrei soffermarmi su due punti. Prima, che sono ritornati finalmente in Italia quelli che sono i disegni originali che voi esponete, ci sarà un cambio praticamente ogni 3 mesi. Sì, dobbiamo pensare che i disegni di Palladio vengono venduti da un allievo di Palladio, Vincenzo Scamozzi, nel 1614 a un architetto inglese di passaggio che si chiamava Inigo Jones, che li prende con sé e li porta a Londra, e da allora sono conservati in Inghilterra come delle reliquie, tenuti benissimo, e attualmente di proprietà del Royal Institute of British Architects, di fatto l'ordine degli architetti inglesi. Bene, grazie ad un accordo che la nostra Presidente Amalia Sartori ha fatto con la Presidente del RIBA, Rena Marray, questi disegni tornano costantemente in Italia. Naturalmente un disegno non può essere esposto per più di 3 mesi per ragioni di conservazione, perché la carta e gli inchiostri sbiadiscono, e quindi ogni 3 mesi, quindi a gruppi, 6 disegni di Palladio tornano a Vicenza, perché naturalmente nel suo museo non potevano mancare degli oggetti che ancora portano le impronte digitali di Palladio, i fogli in cui lui ha raccolto le sue idee e ha, come dire, raccontato la sua architettura ai clienti e alle maestranze. Poi naturalmente molto particolare, innovativo, l'abbiamo detto tecnologico, è questo allestimento. Sì, qui devo dire che questo museo deve dire grazie a 2 architetti. Il primo naturalmente è Andrea Palladio, senza cui non ci sarebbe nulla. Però il secondo è Alessandro Scandurra, un giovane architetto milanese che ha lavorato moltissimo all'invenzione di questo museo. Non è stato semplicemente un architetto, uno che ha disegnato i supporti, ma è stato proprio Scandurra che ci ha aiutato a concepire questo museo, a raccontarlo nel modo più efficace, mischiando media diversi, dai video alle parti computerizzate, ai modelli antichi, ai disegni originali. Era un insieme di cose difficilissime da tenere insieme, e devo dire che Alessandro Scandurra ci è riuscito, e soprattutto gli siamo tutti grati per questa invenzione straordinaria degli omini, come chiamiamo noi, vale a dire Scandurra ha inventato una sorta di lampada di Aladino, cioè un piccolo proiettore che è nascosto da un carter e comandato da un sensore di prossimità, per cui quando ci avviciniamo a quella zona il proiettore parte e proietta sul muro in scala ridotta uno dei grandi studiosi di Palladio, inglese, tedesco o francese o americano, o naturalmente italiano, che racconta Palladio. Quindi gli omini sono proprio gli studiosi che nel mondo studiano Palladio, che grazie a Scandurra sono qui permanentemente nel palazzo, e potrete incontrarli dal vivo e non solo leggere i loro libri. Per avere delle informazioni, abbiamo veramente pochissimi secondi, vogliamo dare delle coordinate, dire gli orari d'apertura e un sito internet? Sì, il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 e durante la settimana alle 19. Il sito internet è www.palladiomuseum.it. Naturalmente voglio ricordarvi che sono sempre a vostra disposizione tutti gli uffici IAT della provincia di Vicenza per darvi ulteriori informazioni. Grazie ancora direttore. Noi invitiamo tutti voi telespettatori a visitare questo museo come sapete siamo all'ultima puntata dell'anno, quindi non mi resta altro che ringraziarvi naturalmente per averci seguito anche in questo appuntamento, rinviarvi alla prossima settimana per iniziare assieme un nuovo anno, sempre da Vicenza, quindi auguri ancora a tutti quanti, grazie per seguirci, l'appuntamento con noi fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto, viaggiate assieme a noi.